Siamo a Tramonti di Sotto con Luigi che ci parla del mestiere dello scalpellino. Luigi. Il mestiere dello scalpellino è un mestiere, io l'ho imparato fuori all'estero in Francia, dove ho lavorato una quarantina d'anni, 45. Quanti anni avevi quando sei andato in Francia? 16 anni e mezzo. A 16 anni. Sono ritornato a 60 e mezzo. Quali prodotti realizzavi con il sasso? Sì, fontane così, ma Come questa? presso poco così, tonde, insomma, tutti i tipi, ma in più erano cose, muri a forme diverse in villette. Qua abbiamo i tuoi strumenti. Qui sì, qui Come si usano questi questa qui è una strumenti? punta invidia, sono tutte punte invidia perché altrimenti se sono normali non bisognerebbe avere un fabbro vicino, vero? Perché il Vidiam Sì, è un materiale molto metallo- duro e questo permette di fare tutti questi buchetti qui, per esempio, sono stati fatti con questi, i Sì. buchi. Qui sono gli scarpelli, scarpello grande che serve per fare questi cosi qui. Vedi, tutti questi bordi qui si segnano prima così e dopo così e si gira intorno. Come si utilizza lo scalpello? Sempre come si usa così, una punta uno scarpello e si batte lì, insomma tutto così. Si traccia. E invece questi attrezzini qua, piccolini? Questi qui sono per giuntare quando era qualche cosa con la colla di marmo. Era per meschiare la colla di marmo, va bene, e si saltava via qualche pezzo, soprattutto nel portone, quello mi hanno servito. Per incolare quando qualche c'erano delle pezzettino, rotture? sì. Più no, piccoli angoletti, ce n'è uno, due, tre. Ho Così. capito. E invece questa E quella lì è specie una di spatola, sempre spatola per mescolarlo, la colla, insomma, ecco. Per esempio, per realizzare interamente questa fontana, quanto tempo ci hai messo? Non bisogna contare il tempo. Non bisogna contare il No, tempo. no. Ma poi per lei è una passione, Sì, quindi non... io ero in pensione, quindi avevo 6-7 anni di buona volontà, l'ho messa tutta lì. Insomma, l'insieme questa qui è stata l'ultima. Questo qui è stato l'ultimo lavoro. A proposito, e adesso il mestiere dello scalpellino, un mestiere Si perde anche lassù. che si è perso. Negli ultimi anni sì, si perdeva molto. Secondo lei come mai è un mestiere che è andato E che i giovani a morire? non vengono, non entrano dentro. Non c'è più la No, non passione. c'è la fabbrica adesso, tutto fabbrica o impiegati, è lì il problema della gioventù. Io ho cominciato a 16 anni, a 15 e mezzo ero già nel bosco, quindi noi eravamo abituati al lavoro, già, sì, Certo. ci piaceva andare al ballo, al cinema, tutto quello che vuoi, divertirsi, però il lunedì era il lavoro non è che insomma, si prolungasse a lungo. Certo.